Buongiorno a tutti, spero che il capitolo precedente, il video precedente sulla demolizione dell'Arrocco vi sia piaciuto. Vi avevo lasciato una posizione di compito per chi voleva da provare a scrivere nei commenti la soluzione di questo esercizio. Vi anticipo che poi ci sarà un altro tema d'attacco tipico contro il re arroccato, che sarà un po' più complesso, che si chiama il blocco tattico. Vedremo dei bellissimi esempi, ma per ora non vi anticipo più nulla. Rimaniamo sul pezzo. Vi anticipo innanzitutto che questa partita giocata tra Ninzovic contro Tarrasch è una partita molto importante perché è uno scontro non soltanto tra grandi avversari, non erano i primissimi giocatori del mondo, cioè erano nell'elite mondiale, nei primi 5 al mondo, non erano il campione del mondo contro lo sfidante, ma erano due giocatori fortissimi ed erano Tarrasch era un po' l'erede ideologico del primo campione del mondo di Steinitz con la sua scuola classica e posizionale, mentre Ninzovic era un ipermoderno. E Ninzovic aveva il bianco, e qua vediamo come la scuola ipermoderna, all'epoca siamo nel torneo di San Pietroburgo del 1914, venne distrutta appunto da Tarrasch, che viene a volte considerato come un giocatore dogmatico, posizionale, ma qua riuscirà a creare una combinazione estremamente brillante. Qua siamo in una posizione con questi pedoni in D5 e in C5 si chiamano pedoni sospesi. Diciamo che possono essere entrambi i pedoni, non hanno, a parte se stessi, non hanno altri amici, altri compagni nelle colonne adiacenti. Quindi potrebbero essere leggermente deboli, ma permettono di controllare varie case centrali e in più possono essere spinti, sacrificati, danno controllo del centro e possono essere sacrificati nel momento opportuno. Qua Ninzovic appunto giocò D4, il bianco catturò, chiedo scusa, Tarrasch giocò D4, Ninzovic giocò E per D4, ecco, e in questo momento vediamo come gli alfieri neri puntano contro l'arrocco bianco, la donna può portarsi in attacco, la torre anche potrebbe alzarsi lungo la quinta traversa. Tutti i pezzi, la maggior parte dei pezzi bianchi si trova nell'ala di donna. Ecco, qui il bianco viene letteralmente spazzato via dalla distruzione dell'arrocco alfiere per H2. Qua devo dire che in realtà c'era una doppia soluzione, si sarebbe potuto giocare anche il semplice, tra virgolette, sacrificio alfiere per G2, re per G2, donna G5, e a questo punto su re H1 il bianco perderebbe per donna F4 perché ci sarebbe un attacco irresistibile, perché se il re torna in G2, donna per H2 re F3 seguirebbe torre E8, tutti i pezzi neri entrano in gioco, il re bianco viene tagliato fuori, quindi si impedisce appunto la migrazione del re, e qui il bianco non riesce a cavarsela, perché in caso di... Ora, per esempio, se il bianco non fa nulla, si minaccia donna F4 scacco, re G2, donna G4, re H1, donna H3, re G1, donna H2 matto. In caso di torre H1 si può vincere con donna F4, re G2, torre E2, e c'è un attacco decisivo su F2 che, se viene parato, porta a un altro matto. Qua il re bianco non può scappare e viene catturato. Questa era una soluzione dove si sacrificava solo un alfiere, ma a Tarrasch non bastava. Alfiere per H2, due punti esclamativi, ancora più brillante. Re per H2, donna H4, portando la donna in attacco, re G2, e ora un altro sacrificio magnifico, alfiere per G2. Una mossa stupenda. Se l'alfiere venisse accettato, ovvero su re per G2, seguirebbe donna G4 e su re
ancora una volta bisogna tagliare fuori il re per evitare appunto le migrazioni del re. Su torre di 5 non si sa mai che il re riesca a scappare da qualche parte, no? Magari no, ma perché permetterlo? Si gioca donna G4 prima, re H2, torre di 5 e il re è in trappola. Il bianco potrebbe provare a sacrificare la donna. Come sempre si cerca di restituire il materiale, ma dopo torre H5, donna per, re G2, che il nero minimo la patta, ma poi può anche guadagnare anche un cavallo e recupererà il materiale sacrificato con gli interessi, con vantaggio decisivo. Quindi tornando indietro, D4 e per D4 alfiere per H2, re per H2, donna H4, re G1, alfiere per G2 è devastante. Il bianco decise di fatto di non accettare il pezzo di giocò F3. Con che idea? Con l'idea disperata, per esempio, se il nero giocasse donna G3 sbagliata, minacciando scacco di scoperta con matto, il bianco giocherebbe cavallo E4 e la donna torna in difesa. Si attacca anche la donna nera e qua addirittura il nero deve spostare la donna e il bianco vince. Ma cosa può fare il nero in questa posizione? Il nero ha tante idee, il nero può dare scacco, può catturare la qualità, avrebbe un grande compenso, ma gioca in modo molto brillante. Torre F8, due punti esclamativi, tutti i pezzi si uniscono all'attacco. Grandissimo Tarrasch. Ora Tarrasch vuole giocare torre 2, poi dare matto. Se il bianco gioca una mossa qualunque, o se per esempio il bianco cattura il pedone, segue torre E2, c'è matto imparabile in H1. Anche in caso di re per G2, torre E2 scacco. Ora torre F2 non servirebbe a nulla. E anche su re G1 seguirebbe matto. Vediamo come gioca. Vediamo come gioca Ninzovic. Ninzovic gioca cavallo E4. E ora Tarrasch da scacco, re F2, alfiere per F1. Si cattura la qualità, si minacciano vari scacchi. E in caso di torre per F1 ci seguirebbe l'infilata e la donna cade. L'infilata che guadagna materiale. Il bianco giocò D5 per provare ad aprire la diagonale, cercare controgioco, ma notare che cavallo F8 non aiuterebbe, perché si può per esempio spostare il re, o anche in H8 volendo, e su cavallo per E8 il nero avrà un vantaggio decisivo. Il nero per esempio potrebbe giocare varie mosse, tra cui, non so, torre per E8 e su di per C5 si sposta il re e ora la colonna è aperta, mette il bianco in una rete di matto. Se il bianco prova a dare matto, il nero arriva per primo, donna G2 e il re bianco non può scappare. Non è possibile nessuna migrazione del re per via del controllo che abbiamo sulla colonna E. E in caso di, voglio ribadire, in caso di torre per F1 continua a seguire l'infilata con guadagno della donna. Quindi in questa posizione Tarrasch giocò D5, mantenendo ancora la colonna chiusa, e chiedo scusa, Ninzovic, continuo a confondermi tra i due giocatori. Ninzovic, forse perché mi piace di più Ninzovic come stile, però Ninzovic qua è il bianco e perde. E qua Tarrasch gioca F5, una mossa, una mossa fantastica che invoglia il cavallo ad andare in F6 prendendo la qualità, ma perché poi semplicemente dopo cavallo per E8, torre per E8, come già dicevo, il controllo della colonna E porta appunto alla sconfitta del bianco. E da notare che ancora su torre per F1 c'è l'infilata, con guadagno, l'infilata con matto, anzi, scacco matto addirittura. E qua Ninzovic provò a giocare donna C3 per dare matto. A questo punto, questa freccia è venuta storta. Donna C3 per dare matto. A questo punto, adesso credo che ormai Tarrasch avesse calcolato tutto fino al matto adesso. Ora una sequenza bellissima. Donna C2 scacco, re 3 e ora il sacrificio di torre, torre per E4. Il bianco è al centro del fuoco incrociato dei pezzi nemici. Su F per E4 a questo punto già c'erano molte continuazioni vincenti. In realtà la più semplice sembra essere donna G3, re D2, donna F2, re D1, donna E2, matto, che da matto nella metacampo avversaria, ma il grande Tarrasch
vuole dare matto al re bianco nella propria metà campo. Ecco qua la marcia del re, la migrazione del re bianco nel campo avversario che però finisce male. F4, re per F4, torre F8. Se il re bianco torna indietro, torre F3 matto. Su re E5, la partita continua con donna H2, re E6. E ora la bellissima conclusione, torre E8, re D7. E questo stupendo matto sulle diagonali. Alfiere B5 che da matto, anche la donna taglia l'altra diagonale, la torre taglia la colonna e il re bianco cade. Questo è un altro celebre esempio della demolizione dell'arrocco. Sono stati sacrificati all'inizio, prima addirittura un pedone, ma poi entrambi gli alfieri. Sacrificio che stavolta non è potuto essere accettato, però diciamo che il tema tipico che il bianco lo accetta e poi la torre e la donna entrano con effetti decisivi. Spero davvero che vi siano piaciuti questi due esempi storici e che possiate usare questo metodo d'attacco nelle vostre partite per vincerne tante. Grazie e a presto. Vedremo presto, a parte altre belle cose, anche un altro metodo d'attacco un po' più sofisticato, che è appunto il blocco tattico. E presto ne parleremo. Grazie e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!